mestre d'aria e con bionde ligrie ti insegni il furlan, fasintune magie, tu impari in chiese e in ogni look, con vai ridadis e sempre col giuc, oppuso in vastis novis lezions. Dutis in musica e chiantant vis canzons, vendunche cum metami la man, giue, chiante, rid, crespar furla. Mandi amis! Via dell'ore, è arrivato il momento di Faus cognossi, il nuovo progetto Mestre d'aria, che ieri da ora investiti qualche mese in ca. Lo hai pensato per frutti, per insegnanti e per tutti gli appassionati di lingue furlane. Ogni 2 settimane, picchie di spicchie, venirà fuori un video con un argomento in particolare, partendo di una canzone, con le parole scritte di me e con la musica scritta dal professore di musica Giuseppe Tantaro. Poi dopo potete chiamare qualche schede operative o chiappare ispirazione per qualche attività divertente per imparare l'argomento in questione. Se diseso, mettetemi un pollice per su e iscrivetevi al mio canale Mestre d'aria. La prima canzone us aiuterà a imparare 3 maniere per domandare a qualcuno che si chiama una prima maniera di presentazione, ma anche 3 maniere per rispondere. Per furlan sono 3. La prima, per esempio, è se ti chiami tu? Tu puoi anche rinforzare dicendo se ti chiami tu? Io mi chiamo Daria. Un'altra maniera è e tu? Cui sei tu? Io o soy Daria. Oppure un'altra maniera un po' particolare è se has tu non? Io o hai no? Daria. E tu? Ehi, ma Isal nessuno che ne risponde. Queste attività si può fare all'inizio di ogni lezione a scuola, per presentarsi, quando non si conoscono, o dal principio di una giornata scolastica. Al sarebbe divertente farlo con un microfono che magari anche non scambia anche la voce. Cambiare la voce al fa divertire anche ma di più i flus. E hanno anche ma più i voi di provare a recitare il loro nome e le frasi formule. C'è di senso. Us propone anche di recitare i vostri nomi magari battinti il team con gli smans o con i pis o facendo un salto o con i dates. La prima canzone si intitola Se non ti chiami tu? L'hai cantata io insieme a me niente Greta Filaferro, i sudri di Cincains. Se non ti chiami tu? Io mi chiami Greta. Cui sei tu? Io soy Greta. Se has tu non? Io hai non Greta. Se non ti chiami tu? Io mi chiami Greta. Cui sei tu? Io soy Greta. Se has tu non? Io hai non Greta.
Ce muti clamis tu, Io mi chiami Greta. cui ses tu, Io soy Greta. ce has tu non, Io hai non Greta. ce muti clamis tu, Io mi chiami Greta. cui ses tu, Io soy Greta. ce has tu non, Io hai non Greta. Chiars insegnants, queste lezioni sono state pensate per presentarsi tal principi di ogni lezione, per imparare le tre maniere per farlo. Ovvero di pensare che è qui che alla chiamata con me alla rispondo che si chiama Greta, ma ogni dun al rispondo col suo nome, alle clar. Si può fare questa attività con un microfono come una sorta di intervista che si dive o anche fent. So ves che il ver o ves 4 o 5 possibilità di voci differenti, se questa maniera è un lavoro divertente per stimolare i frutti a provare a pronunciare. Queste canzoni e il ritmo di queste canzoni permette di segmentare in unità un po' più piccole. Le viglie che non salutano. Miau, mandi vigli. Di segmentare in piccolis unità più piccolis e questa è pensata per aiutare soprattutto i frutti che hanno difficoltà di apprendimento come quelli che hanno dislessie oppure frutti che a studiare il furlan per prime volte. A stimolare la udite, la vista e il movimento se o accompagnais questi ritmi col batti le mans, col batti i piedi, o col fa un salto, o c'è che voi altri so volesse. Mi raccomando, continuate a starmi da oro, spray. Mettetemi un polare per su e se avete gusto, iscrivetevi al mio canale. Sorprese per prossime volte, ma non può scontare nuove. Voi sapete. Ogni settimana us saluterai con un sprog differente. Presentarsi è come ergi una porta, l'amicizia e gli entra di lì.